Dopo le dichiarazioni del sindacato degli autisti a CTV in merito alle pedane manuali per i disabili installate sui nuovi mezzi e definite obsolete, arriva la replica del direttore generale. Devo dire che io sono rimasto un po' sorpreso di queste prese di posizione. Voi dovete sapere che noi abbiamo 565 autisti al giorno in turno. Lì saliti e discesi di persone che hanno difficoltà motorie, che quindi necessitano della pedana, sono circa 40 al giorno, mediamente su un anno. Il che significa che sul totale degli autisti il 7% ogni giorno viene coinvolto in operazioni di salita e discesa di questo tipo. Poiché ogni autista lavora 250 giorni l'anno, vuol dire che tutto questo cancan nasce per il fatto che un autista mediamente fa salire e scendere una persona con delle difficoltà motorie 1,4 volte al mese. Ora, oggettivamente, sollevare polemiche perché si usano degli strumenti 1,4 volte al mese per autista, mediamente, perché poi ovviamente questa è una media, ma a me sembra veramente ridicolo. Seno annuncia anche di non aver mai negato un tavolo di confronto né con i sindacati né con le associazioni dei disabili. Prossimamente incontreremo le associazioni perché è nostra intenzione innanzitutto rivedere con loro le fermate facili, che sono le fermate che oggi sono già predisposte per la salita e discesa delle persone con disabilità motorie. E l'altra cosa che vogliamo fare è provare a vedere se e come riusciamo a estendere in un qualche modo un migliore servizio a queste persone sul modello di quello che abbiamo fatto per le persone non vedenti in Piazzale Roma. È, secondo me, vergognoso affrontarlo dal punto di vista delle pedane elettriche o manuali, perché il problema di garantire la mobilità alle persone con disabilità è un problema etico, è un problema sociale, è un problema serio che va ben oltre, soprattutto alla luce dei numeri che abbiamo visto prima, 1,4 volte al mese per autista, va ben oltre a quelle che possono essere qualunque tipo di problematica interna